9? Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ogni volta io faccio al rientro della pubblicità, mi faccio la pubblicità ovviamente per questa trasmissione, avete già visto il titolo, coronavirus cosa c'è da sapere e ce lo sta spiegando credo in maniera molto ampia il professor Giorgio Palù, che è un virologo, tra l'altro è stato anche presidente della Società Italiana ed Europea di Virologia, quindi è un profondo primario all'ospedale di Padova, insomma è un profondo conoscitore di questi virus. Allora abbiamo visto tante cose, andiamo a sentire cosa ha detto il governatore in merito appunto di questo virus. Sentiamo cosa ci dice. C'è da dire che noi siamo assolutamente sul pezzo perché l'organizzazione che ci siamo dati dalla sanità ci permette di essere molto più reattivi, visto considerato che negli hub provinciali abbiamo le task force, una task force regionale da sempre costituita e poi tutti i reparti di malattie infettive, per cui siamo in grado di affrontare questo tema, ovviamente con anche serenità per quanto possibile, visto e considerato che dobbiamo evitare in ogni maniera che non diventi psicolosi. Sappiamo che questo coronavirus è meno patologico, meno invasivo di SARS o di altri virus, però è pur vero che oggi dobbiamo avere la massima allerta, visto e considerato che dobbiamo fare in modo che nessun cittadino sia a rischio. In generale le imprese del Veneto hanno difficoltà nel mandare ovviamente lavoratori veneti in Cina e dall'altro anche di intensificare le relazioni con la Cina in questa fase nella quale ci vuole la massima precauzione. Vaccinatevi anche se il vaccino non serve a nulla per il coronavirus, ma ricordiamo che qui c'è la sovrapposizione anche del picco dell'influenza, quindi non è male assolutamente vaccinarsi, anche perché quantomeno nella sfortuna totale evitiamo che ci siano addirittura due virus che si sovrappongano, mettiamola così. Il governatore ha parlato quasi da virologo, insomma ha detto delle cose... Parole di gran buon senso del governatore. Certo, sì, mi sembra che però ha detto state attenti perché l'allerta c'è, bisogna seguirlo con molta attenzione perché bisogna stare attenti, insomma, professore. Beh, allora ecco, ne parlavamo anche oggi con altri colleghi. Io direi che nel fatto della quarantena, i bambini che arrivano... Io direi che guardiamo quello che dice la scienza, no? Quindi è stata l'OMS ha catalogato questa come una emergenza sanitaria pubblica di impatto globale e ha anche detto quali sono le misure da prendere. Le misure da prendere quali sono? Beh, sono la sorveglianza sindromica, cioè vedere se ci sono i sintomi, vuol dire arriva un passeggero, hai la febbre, non hai la febbre, e poi la sorveglianza ovviamente medica, per dire hai la polmonite o hai la tosse o qualcos'altro. Poi ci sono le misure di protezione individuali, mascherine, è un virus diffusibile per via aerea, quindi è il contagio più pericoloso che possiamo avere, perché si può avvenire anche senza toccare una persona, poi per via indiretta con attrezzi, utensili che sono venuti in contatto con secrezioni della nostra faringe, della nostra bocca, della nostra lingua, poi altre misure, l'isolamento. E poi addirittura, ecco, quindi i pazienti vengono messi in isolamento perché non diffondono pressione negativa e poi addirittura la quarantena. Ricordo che la quarantena è una misura preventiva che aveva instaurato la Serenissima Repubblica di Venezia, stiamo parlando ancora del 300, ricordo la famosa peste manzoniana del 600, per cui insomma il lazzaretto, quindi le navi attraccavano all'isola del lazzaretto e stavano per 40 giorni. Non c'è bisogno di 40 giorni perché sappiamo che il tempo di incubazione di questo virus mediamente di 5 giorni, ma può variare da un giorno a 10-14 giorni, quindi 14 giorni è una misura di sicurezza. Ricordiamo poi che il nostro governo, assieme a quello australiano, ha già preso misure di quarantena per quanto riguarda gli italiani che vivono a Wuhan e tra questi immagino ci possono essere anche dei bambini. Misure di quarantena vuol dire di isolamento, che alcune famiglie cinesi hanno preso la loro decisione, che era stato per il Capodanno cinese a Wuhan, di tenersi in casa e quindi voglio dire quello che dice la scienza è che è meglio prevenire e adottare tutte le precauzioni necessarie per quello
che riguarda la possibilità di contagio. Allora siamo andati ovviamente tra la gente perché ovviamente questo coronavirus, ormai pensi che sabato girando per la città sono andati in una farmacia per altre cose, sono andati dei ragazzetti giovani, molto giovani, e volevano tutti la mascherina, come diceva lei, però sono esaurite anche le mascherine, quindi davvero diventa problematico anche... No, mascherina ha senso se ci siamo in contatto con un soggetto che è sospetto portatore. Sì, ma ormai avviene il pensiero sempre peggiore tra la gente. Andiamo a sentire cosa dice la gente. Sul coronavirus c'è tanto allarmismo, lei ha paura? Come vede la situazione? No, la vedo tranquilla perché ci sono stato 2 mesi fa, di conseguenza questo tutto accanirsi con i cinesi, vediamo anche qua a Padova, che io ho parlato con gente che conosco, che adesso hanno il 10, il 12%, il 15% in meno, perché la gente ha paura di cosa? Credo nella ricerca, un po' di preoccupazione ci dovrebbe sempre essere per stare sempre sul pezzo, però lo Stato italiano sta facendo di tutto per venire incontro ai cittadini e per evitare panico. Non siamo spaventati, assolutamente. Crede nella ricerca, insomma? Certo, molto, sì. Tra l'altro le donne, le dottoresse l'hanno anche isolato, quindi il coronavirus. Quindi è un vanto anche per l'Italia. Penso che sia doveroso comunque informare la cittadinanza dei rischi che si corrono. Non bisogna sicuramente avere panico, però la giusta misura e l'accortezza vanno più che bene, sono doverosi verso la cittadinanza. Chi tiene alla nostra salute deve anche informarci correttamente. È giusto secondo lei isolare la Cina oppure dagli altri paesi o no? Secondo me no, perché credo la Cina abbia la capacità, diciamo, culturale e anche la capacità scientifica di far fronte a un'evenienza del genere, perché in tanti campi ci hanno superato, sono più veloci, più bravi di noi. Isolare la Cina no, non è giusto, perché può capitare ovviamente a tutti, però effettivamente poi si crea questa paura un po' di massa, no? E si tende un po' a scansare il problema dove si è instaurato, però evitare i cinesi, evitare i ristoranti o i negozi, no, è inutile, anche perché ormai siamo tutti uguali davanti a sta cosa, quindi non esistono occhi a mandorla o cosa. Ma c'è allarmismo troppo secondo lei o no? Un po' esagerato, penso. Sì, secondo me c'è troppo allarmismo, bisogna capire cos'è veramente. Alla fine, da quello che ho capito io, è un'influenza. È pericolosa per chi ha già dei rischi legati ad altre malattie, però la mortalità non è legata a tutti, cioè può essere pericolosa, però non così tanto. Non mi sembrano allarmati i padovani o anche quelli che abbiamo intervistato oggi in città, mi sembrano abbastanza tranquilli così. Ma dimostrano ragionevolezza anche i cittadini comuni, vuol dire che sono informati. Cioè, direi che è la Cina che si è isolata, ecco, ha imposto la quarantena a intere città, ecco, quindi direi che l'unica controllo va esercitato eventualmente nei cinesi che venissero in questo momento da Wuhan e dalle aree limitrofe dove il virus è endemico. Riepilogando, professore, uno viene all'influenza, viene un po' di febbre, deve subito preoccuparsi o deve andare dal medico di base e cercare di fare la prassi normale come viene fatta normalmente, oppure deve fare qualcosa in più visto questo coronavirus che circola ormai sulla bocca di tutti? No, allora direi che con 2 casi accertati in Italia e 56 milioni di abitanti il rischio non esiste che ci sia una trasmissione epidemica, ok? Quindi se uno ha problemi tipo febbre deve fare i normali esami, vedere se è influenza, se è adenovirus, se è Epstein-Barr virus o se è un'infezione batterica. Ecco, io credo che quelli che già stanno affollando il laboratorio di microbiologia e virologia sono cinesi di rientro, sono loro preoccupati e devo dire che con molta coscienza alcune famiglie cinesi si sono messe loro in quarantena in casa perché sono state a Wuhan, ma direi insomma se non c'è sintomo non c'è nulla.
e se c'è un sintomo di un'infezione respiratoria si possa cercare di tutto tranne che il coronavirus, a meno di non essere stati in Cina o a meno di non avere avuto ma la psicosi, contatti. sa anche lei sul Insomma, corpo la psicosi umano. va sfatata con un'adeguata informazione, che in parte è quello che state facendo anche voi, no? E ci sta dando una mano sicuramente anche lei. E siamo andati allora anche nella comunità cinese, sentiamo come vivono loro questo momento. Una delle implicazioni più subdole dell'epidemia da coronavirus è il diffuso sospetto generato verso le persone di origine cinese in una trappola mentale per cui il virus sarebbe veicolato soltanto da queste. Una credenza scientificamente erronea, ma che ha dato origine a forme di discriminazione che per fortuna hanno toccato Padova solo marginalmente. Tutto sommato io ho sentito anche molti i miei connazionali, compresi anche studenti, tutto sommato stiamo vivendo una situazione serena, è un momento speciale, quindi possiamo dire noi abbiamo, maggior parte di noi abbiamo capito, quindi stiamo vivendo con serenità e che tra di noi ne parliamo tantissimo. Devo dire in realtà come a Padova, no, la comunità cinese, non abbiamo sentito diciamo particolarmente questa tendenza di discriminazione oppure di razzismo, ma compresi anche gli imprenditori. La comunità cinese padovana ha deciso di non stare a guardare e attraverso l'associazione culturale Filo di Seta si è attivata per aiutare i connazionali con l'invio di un supporto concreto. E abbiamo molti, anche le scuole, le associazioni, imprenditori, ma anche i cinesi normali. Abbiamo diciamo comprato e mandato anche le mascherine e anche tante altre cose in Cina. Beh, mi sembra che ci sia un bel professore, un bel modo anche qui nel nostro territorio di ragionare anche con la comunità cinese, perché ovviamente c'era anche la possibilità di una discriminazione nei confronti loro, invece mi sembra insomma che anche loro hanno colto purtroppo questa malattia con non serenità, insomma stanno affrontando il problema come è giusto affrontarlo, insomma. Sì, non va sottaciuto che c'è stato un impatto anche dei mercati finanziari e ricordo che tra l'altro ai primi di gennaio uno dei primi giornali a riportare diciamo, la notizia della nuova epidemia è stato il Wall Street Journal, quindi che è un giornale finanziario. E quindi sì, c'è un ritardo nei commerci, nelle comunicazioni e come dicevo un virus che ha poca mortalità però si può diffondere di più e una diffusione maggiore può bloccare vari aspetti della vita sociale, economica, lavorativa. Eccetera. Ecco, però c'è una cosa positiva che ha detto lei prima all'inizio della trasmissione, quando ha detto oggi la comunicazione è molto rapida, non è più come una volta, quindi questa comunicazione permette anche di affrontare il problema in tempi rapidi e quindi si cerca anche di evitare cose che potrebbero diventare davvero drammatiche. Certo. Va bene, allora andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte, andiamo a vedere appunto le imprese venete e come stanno vivendo questo momento, perché addirittura certi magazzini Import ed Export sono davvero vuoti e sentiamo come stanno andando il mercato con la Cina. Tra poco.